L'arte del ricamo, un'arte antichissima che ha unito e appassionato tantissime generazioni, un tempo anche strumento di prestigio, per molti un vero e proprio lavoro, per altri magari solo un hobby. E oggi invece siamo con la signora Maria che porta avanti quest'arte e quindi ci addentriamo in questo mondo insieme a lei. Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti qui nella mia botteguccia. Praticamente questo è un laboratorio di ricamo che ho aperto circa 2 anni fa, è un laboratorio di ricamo ALAB, quindi l'associazione ALAB che ha sede a Palermo raccoglie proprio tutti noi artigiani che hanno voglia di ripopolare i centri storici e riscoprire e far riscoprire al mondo gli antichi mestieri. In questo caso il ricamo. Io ricamo da quando avevo 3 anni perché praticamente mia mamma ricama, mia nonna ricamava, quindi nasco in una famiglia di ricamatrici. Una passione che ha nel sangue, possiamo dire. Assolutamente sì, sono la terza, alla fine rappresento la terza generazione della mia famiglia di ricamatrici. Quindi tutto nasce spontaneo per me nel mondo del ricamo e questa passione proprio ho cercato sempre di farla conoscere, di far conoscere che dietro l'oggetto ricamato c'è anche l'emozione della ricamatrice che mentre ricama naturalmente si mette in gioco, mette le proprie conoscenze, quindi non è soltanto un fare, ma è anche un saper fare e quindi un creare l'oggetto da fare, quindi è parte tutto dalla mente, arriva alle mani, però deve passare per il cuore. E ogni creazione è assolutamente originale. Sì, deve essere unica perché deve comunque rispettare la richiesta del cliente, perché il cliente deve essere il protagonista dell'opera che io creo. Quindi, anche se si pensa che il ricamo sia quasi fuori moda, non è così, perché il ricamo continua a vivere anche nella modernità con l'innovazione del XXI secolo. Perché per esempio se mi mandano le ragazze delle fotografie con le mattonelle del bagno, quindi riusciamo a creare lo stesso disegno anche nella versione ricamata e quindi ecco l'innovazione. Quindi siamo abituati un po' a vedere questi antichi mestieri, come le definisce lei, come un qualcosa di lontano da noi, in realtà è qualcosa di ancora attuale. Ancora attualissimo, io ho 30 anni che ora vivo a contatto con i clienti, a contatto con la gente che ancora vuole l'oggetto ricamato, e se una nonna vuole regalare l'oggetto ricamato a una nipote è come un dire io ci sono anche quando non ci sarò più. Quindi questo diventa quella corrispondenza di amorosi sensi che ci fa appassionare, ci fa emozionare e ci fa capire che qualsiasi mestiere, e anche la ricamatrice che sembra un mestiere quasi scomparso, no, le ricamatrici esistono, noi vogliamo riscattare la figura della ricamatrice che fino ad ora è stata in ombra. E quindi il laboratorio di ricamo serve a questo. Poi mi sono accorta che negli anni, cercando colleghe ricamatrici o confrontandomi durante le mostre, durante le fiere, c'era stato questo salto generazionale. Praticamente io della mia età, non c'è nessuna ricamatrice della mia età, figuriamoci le nuove generazioni. Quindi 5 anni fa dico no, non è possibile, devo fare qualcosa. E ho pensato di regalare 2 ore del mio tempo a settimana alle nuove generazioni. Quindi la scuola di ricamo è questa. La scuola di ricamo è anche una scuola di vita. Le bambine o i bambini hanno dai 6 ai 10 anni e quindi durante le lezioni proprio loro si appassionano anche a questo, riescono a essere indipendenti perché devono creare anche loro il disegno, quindi li faccio mettere in gioco a 360 gradi.
Una scuola di ricamo era quella che forse negli ultimi anni mancava, no? È una cosa, una presenza che è venuta a mancare, mentre fino a qualche ventennio fa era più che normale, soprattutto durante le vacanze estive, mandare i più piccoli ad imparare, soprattutto dalle ricamatrici, magari i maschietti ad imparare già un mestiere e le femminucce il ricamo. Sì, diciamo 35 anni fa, non 20 anni fa, già non c'era più. Fino a 35 anni fa ancora c'era l'applicazione tecniche, quindi nelle scuole ancora si parlava di economia domestica e quindi tra queste materie faceva anche parte il ricamo. Poi tutto è andato è scomparso, tutto è andato a scemare perché comunque si preferiva lo studio al lavoro quasi da tenere nascosto a casa. No, non è così, si può fare una e l'altra cosa, anche perché una ricamatrice deve avere anche delle basi per potersi esprimere. Io per esempio mi occupo soprattutto di ricamo a fili contati, quindi lì c'è anche una conoscenza geometrica, di matematica e quindi è tutto... Servono insomma tante abilità. Assolutamente, assolutamente sì. È un'arte che preferibilmente va imparata da piccoli? A tutte le età, perché comunque mettersi in gioco non ha età. La mia botteguccia accoglie veramente dai 6 anni ai 100 anni anche il vecchietto che passa e si accomoda nella sediolina e mi racconta della sua mamma, della nonna che ricamava, e allora queste sono esperienze di vita che mi arricchiscono. Ci sono una pila di riviste lì, tutte regali. Chi passa e trova magari a casa in una soffitta una rivista impolverata, dico, alla ricamatrice la devo portare. Anche i telai, questi telai antichi, sono tutti doni della gente, quindi la gente mi ha accolta veramente con mio stupore, ha accolto il laboratorio di ricamo, che non è comunque una merceria, ma è proprio il fare ricamo, quindi il donare quel sapere che magari in una rivista fredda non puoi approfondire come col vero contatto con la ricamatrice. Come si approcciano i bambini più piccoli a questo mondo? Con quale curiosità, quale stimolo? Allora, loro sono di una vitalità pazzesca, perché proprio arrivano, ma io già li tratto da grandi. Cioè, non c'è uno step da superare. Io già do in mano aghi e filo, stoffa, e dico, dobbiamo fare un punto filza, che comunque sono dei trattini, uno dietro l'altro, ma con lo stesso numero di fili. Quindi loro capiscono che la stoffa è un insieme di fili, vanno a contare i fili, contando lo stesso numero di fili, naturalmente il trattino viene regolare e questa è una loro soddisfazione, perché sono riusciti a creare quella cosa carina da vedere, perché la ricamatrice deve andare a raggiungere il bello per far gioire anche la gente, e quindi noi cerchiamo in tutti i modi di fare questo anche con le nuove generazioni. Ecco, possiamo dire alle nuove generazioni che appunto si avvicinano, magari all'inizio scherzosamente a questo mondo, è possibile con questo punto di partenza poi pensare di porre le basi anche per un futuro lavorativo, per una chance lavorativa futura? Assolutamente sì, finalmente avendo io ormai raggiunto questo livello, diciamo, posso considerare che la ricamatrice è diventato un mestiere, perché se acquistate qualcosa da me io posso fare la ricevuta, facendo la ricevuta è tutto legale e quindi lì diventa un mestiere. È un mestiere a tutti gli effetti. Ora sì, ora finalmente sì. Gli attrezzi principali di questo mestiere sono, l'abbiamo detto prima, un filo, un ago e della stoffa. Della stoffa e il telaio soprattutto. Questo è un telaio. Questo forse le nostre nonne lo hanno possedute un po' tutte, no? In casa. Assolutamente sì. Infatti quando le bambine vengono al corso di ricamo dicono, ma che dobbiamo portare? Dico, vai dalla nonna, dici, nonna, ce l'hai tu un telaio? E stai sicura che c'è? A
casa. Magari tu non lo sai, ma c'è. Infatti quando torna col telaio, entusiasti, io l'ho trovato dentro un armadio. E allora lì si vede veramente che 50 anni fa tutti ricamavano. E quindi ricominciamo a ricamare. E dalle mani delle nostre nonne, delle nostre mamme che amavano ricamare, chissà quanti capolavori sono nati e vengono conservate, magari nei vecchi bauli, no? Che una volta anche quelli erano sempre presenti in tutte le case per custodire la biancheria. Assolutamente sì. Quindi il baule della nonna è quel posto dove puoi trovare tutto. In quel posto puoi trovare veramente il respiro delle nostre antenate, perché è lì che è un accumulo, è una sorta di Macedonia, chiamiamola così, di emozioni, di stoffe, di fili, di ricami, ma fatte tutte con amore. Perché soprattutto, per esempio, pensiamo alle donne del dopoguerra o durante il periodo della guerra che ricamavano quindi con quale stato d'animo? Con uno stato d'animo triste, perché non c'era il cellulare, non sapevano nessuna che fine avesse fatto, né il figlio né il marito, però continuavano a ricamare, perché il ricamo è quel lavoro di gesti che ti fa rasserenare. Quel gesto che si ripete su e giù, riesce proprio a creare un'armonia nell'emisfero sinistro del cervello e ti crea quella veramente sintonia tra corpo, anima e mente. Quindi può essere un lavoro, una passione, anche semplicemente un hobby che crea benessere psicofisico. Assolutamente sì. È stato provato anche, ho fatto dei corsi di ricamoterapia anche con disabili oppure con le donne vittime di violenza e devo dire che il riscontro è stato eccellente. Non c'è limite alla fantasia, alle possibilità, alle combinazioni che si possono realizzare utilizzando un ago e un filo. Qui per esempio vediamo la signora Maria, cosa sta realizzando. punto filza, Punto filo. è un centrotavola, sì. E Guarda. quindi sta ricreando, diciamo, un decoro geometrico. Sì, 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 sì. È un punto semplice, forse tra i più Sì, semplici. no, infatti già le bimbe iniziano con questo, il punto filza, sì. È un lavoro metodico, ma richiede pazienza. Guardi, io mi rilasso quando ricamo, mi rilasso tantissimo e soprattutto lo faccio la sera io. Mi rilasso la sera, anche davanti alla televisione, ascolto e mi rilasso. Ovviamente si possono usare diversi colori, creare diverse forme. Perché comunque i tipi di ricamo sono tantissimi, le dicevo, c'è la categoria dei ricami a fili contati, poi c'è la categoria dei ricami creativi, quindi quel punto pittura che riesce al 100% a ripristinare il quadro di quel pittore famoso, dando la nostra interpretazione ricamata di quell'oggetto, allora lì veramente diventa il rappresentare attraverso il ricamo un'opera creativa. In questo momento vediamo la signora che appunto va ad abbellire, ad impreziosire un centro tavola, ma quali sono i prodotti che più vi vengono richiesti? Allora, di più vendiamo i corredini, perché naturalmente la nascita è sempre accogliere il nuovo arrivato, la bimba che deve nascere, è la gioia più grande che una famiglia possa avere e quindi lì si sbizzarriscono le signore, facciamo copertine, facciamo lenzolini, tutto in base al sesso magari o anche per il battesimo, anche dei vestitini per il battesimo, quindi diventa una cosa molto carina. Un lavoro che riesce a seguire l'evoluzione dei tempi, i cambiamenti, ma rimane sempre la soddisfazione di veder nascere una piccola opera d'arte dalle proprie mani. Sì, perché comunque diamo sempre al cliente l'unicità, quindi pur facendo un sacco di corredini negli anni, di certo ognuno sarà diverso dall'altro. Lei lavora spesso qui, anche con la porta aperta, i turisti, i passanti qui a Castelbuono magari si fermano a farle qualche domanda, ad osservarla. Sì, loro rimangono entusiasti perché comunque rivedono una cosa che non pensavano che
era scomparsa. Quindi ritornare a vedere o a parlare con una ricamatrice offre alla gente quel ricordo, proprio nasce magari loro, come dicevo prima, la memoria del passato, un passato che si fa anche, che diventa profumo, che proprio rievoca quel momento passato con la nonna o con la mamma che magari non c'è più. E allora questo è il bello del nostro lavoro. L'auspicio è quello di tornare a valorizzare un lavoro così creativo e importante. Sì, l'auspicio è quello. La fascia di età alla quale io insegno nella scuola di ricamo è dai 6 ai 10 anni. Perché? Perché voglio veramente regalare il ricamo e far capire e scoprire che cosa c'è dietro il ricamo, ma senza forzare. Quindi loro non hanno un obbligo di portarmi il lavoro finito e neanche di continuare a venire. Deve essere una scelta libera. La ricamatrice ricama solo se si sente libera di farlo. Se dopo i 10 anni vogliono seguire ancora altre lezioni, allora ben venga, il mio laboratorio è aperto. Ma altrimenti è come andare a scuola di danza. Non tutti quelli che vanno a danza diventano ballerine. Chi avrà scoperto una forte passione potrà invece proseguire. Assolutamente sì. Infatti le bambine di 5 anni fa, la maggior parte si è iscritta al liceo artistico. Quindi un minimo ho seminato. L'importante è lasciare un'impronta. Assolutamente sì, lo scopo è quello. Lo scopo è quello di lasciare tracce nella nostra vita e quindi una traccia come quella del ricamo, che comunque non è nuova. Perché tutti abbiamo a casa gli oggetti ricamati, rivalutiamo questi oggetti ricamati, rispolveriamo e vediamo che questi oggetti hanno una storia grandissima dietro e quindi la dobbiamo per forza valorizzare.